La variante inglese del coronavirus è già in Veneto. Lo conferma il presidente della regione Luca Zaia, che nella notte di Natale ha ricevuto la notizia dai ricercatori. Abbiamo trovato il virus inglese. Dico che questi signori sono da premiare e da ringraziare perché erano in laboratorio. Ma le ricerche hanno evidenziato anche un altro dettaglio di grande importanza sul virus. Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello che abbiamo adesso. Quindi aveva ragione Rigoli, che lo diceva sempre quando tutti dicevano che avevamo le feste e la libertà estiva ha diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati che c'è dalla dottoressa, non è con la mutazione che avevamo quest'estate. Le persone positive alla variante inglese del coronavirus sono 3, 2 trevigiani e un vicentino, tutti tornati di recente dalla Gran Bretagna. Abbiamo messo a punto, e ancora grazie al lavoro dei ragazzi in laboratorio, una metodica rapida che permette di caratterizzare proprio le mutazioni tipiche sulla proteina spike della variante inglese. La sanità veneta ha già avuto anche un'altra importante conferma. I test identificano anche questa variante inglese. Tutti i pazienti che sono stati identificati dall'Antonia per quanto riguarda la variante inglese hanno fatto l'antigenico e l'antigenico è risultato positivo per tutti i pazienti. Quindi il test rapido antigenico ha funzionato anche per la variante inglese.